ha sentito poi la necessità di rimettersi in gioco per la propria terra, creando dal nulla, insieme ad alcuni professionisti, amici di lunga data e persone locali, un progetto tutto nuovo chiamato Nazionale Siciliana, Sicilia Football Association. 2 anni fa, dentro campo aperto, eravamo qua a parlare della genesi di questo progetto. Oggi siamo qui invece a parlare di ciò che è stato lo sviluppo di questa iniziativa, che si è conclusa con un enorme, che non si è conclusa, ma che quest'anno ha concluso l'anno con un enorme risultato, l'aver battuto una delle nazionali più grandi del panorama extra FIFA, che è la Corsica, la quale schiera giocatori presenti nella Serie A francese come Rémi Cabella, un mio figlio che ha giocato a Marsiglia, io lo è. Detto questo, qual è secondo te, Alberto, il bisogno comunitario e sociale della Sicilia? Quali sono le sue tragedie e le sue virtù di questo territorio? E come il vostro progetto si sta integrando nell'offrire risposte non solo sportive? Allora, diciamo che noi, una volta ricevuto il tuo invito, ci siamo anche interrogati tra noi. Abbiamo detto, dato il tema, perché siamo meritevoli di essere inseriti all'interno di un discorso di fragilità? Siamo andati a fare un'analisi oggettiva, cioè conoscendo anche gli altri interlocutori o le storie che venivano raccontate, abbiamo detto noi non abbiamo problemi di convivenza interetnica, non abbiamo problematiche di minoranza etnica, linguistica, al di là dell'uso che oggi si fa del siciliano. Visto quello che succede nel mondo, non abbiamo problemi di conflitti religiosi all'interno. Siamo una popolazione numerosa, abbiamo anche gli strumenti giuridici per autoaffermarci, quindi ci siamo chiesti perché siamo meritevoli di fare parte di questo contesto. Allora, la risposta che emerse è una fragilità, prima di tutto immaginaria, nel senso di fragilità indotta e autoindotta. Cioè noi siamo figli di una narrazione della nostra terra che viene fatta da 150-160 anni a questa parte, che non racconta cosa siamo stati, cioè non racconta la storia ultrasecolare che ha avuto la Sicilia, è stato indipendente per quasi 7 secoli, e siamo figli invece della narrazione che si fa delle problematiche che sono esistite ed esistono in Sicilia. Siamo un po' figli nella nostra cultura anche della narrazione cinematografica che viene fatta. Quindi senza voler rinnegare nessun problema preesistente ed esistente, l'obiettivo che ci siamo posti è quello di andare a raccontare anche un altro pezzo di narrazione. I problemi esistono, cioè, ovviamente il connubio naturale che viene in tutto il mondo quando si parla di Sicilia e mafia è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che non possiamo rinnegare, che è esistito in una sua forma rurale, diciamo, del secolo scorso, dell'inizio del secolo scorso in maniera preponderante, e che era un fenomeno strettamente territoriale. Alla fine del secolo scorso si è avuto il clou da un punto di vista di problematica quasi militare, a quel punto sì, perché c'era l'organizzazione stava quasi cercando di impadronirsi del territorio. Lì i siciliani, la parte maggioritaria e sana ha dimostrato da che parte stava. Adesso l'associazione Mafia Sicilia è diventata un pochettino strumentale, nel senso che adesso andare a ricercare il fenomeno su base territoriale diventa abbastanza stucchevole quando sappiamo che ormai è una questione ramificata nelle capitali europee. Abbiamo una problematica di, assumo un aspetto ridondante, ma di isolamento geografico, sì, e allora tema, mi sollecitavi anche la questione di ponte. Noi riteniamo il ponte un qualcosa che ci renda periferia,
cioè perché nella narrazione che oggi si fa il ponte è qualcosa che dovrebbe salvarci in quanto ci connetterebbe da una striscia di asfalto all'Italia. Intanto diciamo la prima critica che muoviamo a questo tipo di ragionamento è: ma l'Italia che in questo momento finisce a Reggio Calabria è ricca fino a quei territori lì, cioè una volta che ci connettiamo, invece lì vogliamo riassumere il nostro connotato di crocevia centro del Mediterraneo. Questo era un po' il centro del Mediterraneo, e quindi di culture diverse, di 3 continenti. In questa formula noi riteniamo che dobbiamo essere sì connessi ma al mondo, e allora probabilmente le strutture la problematica che dovremmo affrontare da questo punto di vista è più infrastrutturale interna, collegamenti aeroportuali e portuali, e che possano mettere maggiormente in connessione con quella che è l'altro grossissimo tema che affrontiamo, quello della diaspora. La diaspora che vede sparsi per il mondo il doppio di siciliani di prima, seconda, terza generazione rispetto a quelli che abbiamo in casa, e se sommiamo tutti siamo in 15 milioni. E quindi qui ci riagganciamo al discorso della migrazione, che ci priva annualmente di decine, centinaia di migliaia di siciliani, probabilmente molti che rappresenterebbero una risorsa di crescita importante. E quindi non biasimando questo fenomeno, nel senso non biasimando chi decide di andare via, perché poi anche il discorso di voler viaggiare è nello spirito dell'uomo ed è sacrosanto per la propria crescita. Però vorremmo contrastare il fenomeno della migrazione forzata. Qui io sto cercando di toccare un po' tutti i punti di cui parlavamo, le inefficienze amministrative e politiche che abbiamo. Che anche nel calcio, abbiamo visto, nel calcio isolano si fanno sentire. Si fanno sentire perché la proporzione fra grandezza della città, grandezza dell'isola e quindi anche bacino di utenza dei calciatori siciliani in proporzione non rispecchiano quelle che potrebbero essere le potenzialità. Quindi, riagganciatoci al discorso della emigrazione, il fare le fortune per certi versi anche di altri territori, riteniamo che sia giusto e che sia una scelta altrettanto legittima per qualcuno di noi restare e fare qualcosa che possa far emergere le virtù positive del nostro territorio. Noi nel nostro piccolo, tramite il progetto calcistico, questo tentiamo di fare. Che cos'è la nazionale siciliana? Perché qua il rischio è di partire subito in app proprio dicendo: ma è folklore come la Padania o è qualcosa di indipendentista come la Catalogna? È una nazionale che qua ha un futuro nell'UEFA? Che cos'è? È una bellissima domanda. Allora, no, perché... E non ti avevo preparato. No, perché noi della questione di folklore ne parlavamo fino a stamattina, perché il rischio più grosso al quale andiamo incontro è questo, sia perché ci troviamo spesso e volentieri, o perché all'interno di contenitori, o perché per associazione di idee vicine a delle realtà che fanno del folklore, che fanno della inconsistenza storica, diciamo, la loro evidenza. Quindi il parallelo con questa realtà ci crea questo disagio. Abbiamo anche una problematica di folklore che viene da una sorta di istanze ultranazionaliste interne, cioè oggi come oggi, nel 2023, dei personaggi che vanno a rivendicare bandiere in mano, da domani siamo indipendenti, assumono lo stesso contenuto folcloristico. Quindi noi, nel voler richiamare quello che le eccellenze, le peculiarità del nostro popolo, quindi trasmetterle in un campo di calcio, dobbiamo stare lontani da entrambe le fattispecie, pur essendo consapevoli della importanza nazionale che riveste la nostra terra. Tant'è che giocatori professionisti dalla Serie B, anche Serie A estera, come Mannone, come tutti i giocatori appartenenti ai grandi club dell'isola, hanno già prestato il loro consenso a voler vestire la maglia della squadra siciliana. Sì, abbiamo avuto anche calciatori di Serie A italiani in realtà. Abbiamo convocato dell'Empoli, Lanza, un ragazzo
molto, molto promettente, e abbiamo avuto ragazzi sostanzialmente dall'eccellenza alla Serie A italiana e straniera. Questo risponde anche all'accostamento alla Catalogna, che ci gratifica. Noi recentemente abbiamo avuto anche dei dialoghi con le istituzioni calcistiche italiane, perché comunque è un tema che prima o poi va affrontato, perché ci collochiamo in una situazione extra FIFA nella quale non abbiamo il lodevole cappello di realtà come il FUER, parlavamo prima, che comunque garantiscono una organizzazione a delle realtà, dei territori che comunque hanno un loro filo conduttore. Noi siamo un po' orfani di un contenitore che per realtà più simile alla nostra potrebbe anche non essere un contenitore, a noi basterebbe un connettore, perché pur consapevoli che il mondo UEFA e FIFA oggi è lontano. Noi sappiamo che Catalogna e Corsica, per esempio, annualmente tentano, è un percorso che fanno tutti gli anni, stanno facendo anche quest'anno. Manca probabilmente quel gradino, cioè tra il non FIFA e tra quello che il FUEN offre e il cui modello noi vogliamo ripercorrere e quello che stiamo proponendo alle istituzioni sportive italiane. Creare uno scalino che consenta, pur sotto FIFA, e quindi non parlando magari di federarsi ma di associarsi, consenta anche questo interscambio, perché poi fra l'altro gli esempi di cui abbiamo parlato, Catalogna e Corsica contro cui abbiamo giocato, contro le squadre FIFA giocano regolarmente, spesso e volentieri vincono, quindi anche una diciamo, differenza tecnica fra le grosse e importanti realtà extra FIFA e realtà FIFA non c'è, per cui lo specchio e quindi la risonanza che può dare una squadra FIFA ad una realtà come la nostra la cassa di risonanza e darci la possibilità di raccontare quello che dobbiamo raccontare è un qualcosa a cui non possiamo rinunciare, per cui il prossimo step a cui vogliamo giungere, si spera già nel 2024, è quello nei contesti che ci vedono partecipi di giocare contro squadre FIFA. Ma non è solo questo, il calcio della selezione siciliana, oltre ad aver organizzato con successo la scorsa estate questa prima uscita interna in Sicilia dopo le trasferte in campo futsal e in campo a 11 contro la Sardegna, nella vostra prima uscita siciliana avete organizzato anche l'attività sul territorio, altri rispetto alla nazionale maggiore. Cosa avete fatto? Sì, prima fra tutte, nel tentativo e nella voglia di voler avvicinare comunanza di popoli, possono avere similitudini o differenze, non è questo il tema, ma avvicinarle attraverso la partita di calcio. Contemporaneamente voler avvicinarci alle istituzioni, abbiamo intanto nell'ambito della Sigheria Cup, il trofeo che abbiamo giocato contro la Corsica, abbiamo anticipato la partita da 5 giorni di eventi, prima fra le quali, ed è una delle cose di cui andiamo più orgogliosi, aver messo in contatto le istituzioni regionali siciliane e corse. Ci sono stati incontri fra assessori regionali e corsi, di cui siamo stati appunto organizzatori, e abbiamo messo in connessioni realtà simili, quindi parchi naturali delle Madonie in cui i nostri ritiri erano ospiti e del parco naturale della Corsica, e non ultimo rapporti commerciali, quindi mettendo in connessione domanda e offerta dei due rispettivi territori. L'altro occhio che abbiamo con grossissimo piacere buttato è stato quello al sociale, quindi dato che ci sarebbe stato questo incontro oltre il campo di chi seguiva la Corsica, quindi studenti universitari, corsi, e considerato anche il tessuto locale. Noi diciamo, al di là delle problematiche interne di cui abbiamo parlato, siamo terra anche di emigrazione. Noi siamo il principale porto di approdo dell'emigrazione che parte dal Nord Africa, e quindi questo è un altro tema sentitissimo
in casa nostra. Per cui abbiamo deciso di mettere in connessione anche questo mondo, e la vigilia della partita è stato anche teatro di una partita fra un gruppo di ragazzi del CARA di Caltanissetta, che è la città che ha ospitato l'evento, e una selezione di studenti europei. Europei nel senso che erano francesi, corsi, italiani e siciliani. E tramite questo evento abbiamo cercato anche di gettare un faro anche su un altro fenomeno che spesso e volentieri, al di là della cronaca quotidiana, nello sviluppo della sua gestione poi passa spesso in secondo piano. Da un progetto, ringrazio Alberto innanzitutto per questa testimonianza. Un progetto che sta crescendo a un progetto invece che è nato nel cuore delle Dolomiti del 2009